Bene, eccoci insieme anche oggi. Con noi c'è Andrea Bedin, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, la FIC del Veneto. Due i motivi per la sua presenza in studio. Il primo è meramente cronachistico, legato allo sport, perché siamo a pochi giorni dalla conclusione di un weekend importante per la Canoa Veneto, che comunque si sta ripetendo ormai da qualche anno. Ad Auronzo, in provincia di Belluno, si è svolta appunto una gara internazionale, l'ICF, lo dico all'italiana, Sprint Canoe Kayak International Race 2017, 336 gare in 3 giorni, un successo, tant'è che l'anno prossimo Auronzo ospiterà i campionati europei Junior e Under 23. Sì. L'anno scorso, fra l'altro, avendo partecipato come spettatore, c'è stata anche un'importante manifestazione di Dragon Boat, se ricordo, sul lago di Auronzo. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo, che ha sorpreso un po' il mondo sportivo regionale, è la candidatura di Andrea Bedin alla presidenza nazionale della Federazione Italiana Canoa Kayak. La sorpresa non deriva da una candidatura, ma dal fatto che la provincia di Venezia ha ben 2 candidati, perché oltre ad Andrea Bedin c'è anche Daniele Scarpa, nume tutelare della canoa a velocità oro olimpico, non solo, ma diciamo in amicizia c'è anche Antonio Rossi, candidato. Dico in amicizia perché l'altra sorpresa è legata al fatto che da Auronzo si sono presentati tutti e 3 assieme, e questo sicuramente è un fatto inusuale in qualsiasi competizione, soprattutto tra virgolette politica, nel senso che qui parliamo di politica dello sport, che 3 candidati dimostrino di essere amici sulla linea di partenza. Allora, partiamo dalla candidatura. Avendo già una candidatura oggettivamente forte in termini di comunicazione come quella di Daniele Scarpa, perché Andrea Bedin si candida? Allora, innanzitutto un Ed essendo amico, fra l'altro. Sì, un saluto a tutti quanti i telespettatori. Daniele, come anche ho scritto sul mio blog, sito con cui sto presentando la mia candidatura, www.andreabedin.it, è un personaggio della canoa italiana e della canoa veneta, che mi lega per il semplice fatto che, conosciuti ancora quando eravamo atleti, nel momento in cui lui era proprio al top, era poco prima di vincere le Olimpiadi di Atlanta, eravamo a Mechelen in Belgio durante una prova di Coppa del Mondo, poi dopo ci siamo ritrovati quando io mi sono trasferito a Venezia per portare avanti le mie attività di lavoro e di studio, e il primo ad accogliermi è stato lui, come il primo ad accogliermi a Sydney quando andavo ad allenarmi nel 2001 è stato lui, e alla mia festa di laurea era presente, quindi c'è un'amicizia che va oltre lo sport. Il motivo della mia candidatura va oltre la regionalità veneta e non solo. Sono arrivato al punto, ho festeggiato proprio ad Auronzo di Cadore i miei 42 anni e condiviso con la mia famiglia. Un regalo, la candidatura? No, vabbè, la candidatura è nata anche prima, condivisa in particolare con la mia famiglia, di poter dare quel qualcosa in più alla federazione, di avere le capacità per migliorarla molto, in quanto in questo momento la canoa, il Dragon Boat, tutte le specialità che giustamente escono fuori quando ci sono i mondiali, quando ci sono le Olimpiadi, hanno grande forza, grande attrazione in questo momento nei giovani, però dopo non consuntivono, cioè non portano un risultato in termini di ascolti, di numeri, di tesserati e quant'altro, anche se sono sempre in numeri crescenti, però manca proprio quel status che relega la canoa e altri sport troppo spesso alle sole Olimpiadi, cioè quei campioni grandissimi di sacrificio e sforzi, ma serve che questi campioni siano nella testa, nel pensiero di tutti quanti gli italiani, e non solo tutti i giorni, non solo durante le Olimpiadi. Ecco, il fatto che ad Auronzo, insieme ad Andrea Bedin, si siano presentati Antonio Rossi e Daniele Scarpa, al di là dell'amicizia personale, fa anche pensare che sono più i motivi che vi uniscono di quelli che vi separano. È per dire, è una strategia questa? Allora, innanzitutto anche con Antonio c'è un ottimo rapporto. Io sono un ex Fiamme Gialle, ho gareggiato per le Fiamme Gialle, sono stato dipendente per le Fiamme Gialle fino al 2001, adesso sono 2011, adesso sono un consulente aziendale fiscale, e con Antonio abbiamo diviso, eravamo in squadra sia per il club che per la nazionale insieme, quindi ci si conosce anche oltre. Fra l'altro. E ci si conosce anche oltre. Il motivo di Auronzo e del presentarsi in quel momento lì alla platea insieme è stato
un motivo spontaneo, nel senso che normalmente a una festa di compleanno si invitano i propri amici, non che gli altri candidati non siano amici, però sono più conoscenti. Il caso ha voluto che sia Daniele che Antonio fossero, oltre che amici, anche presenti, cioè li ho invitati e sono venuti volentieri. Lì c'è un aspetto che va proprio oltre e poi si trasmette anche in questa campagna, diciamo, politica, che poi non deve, secondo me, avere i tratti della classica politica aspra, dura. Qui in fondo ci si confronta per avere un presidente che dopo il 6 di agosto, data infelice purtroppo come periodo di queste elezioni, in questo momento la federazione è mantenuta da un commissario straordinario del CONI, in quanto le precedenti, quelle del 22 ottobre, sono state invalidate, e arrivare al 7 di agosto che ci sia un presidente che non è un presidente dei seguaci di Bedin, di Rossi o di Scarpa, ma bensì un presidente che è il presidente di tutti. Il mio obiettivo è proprio questo. Molto spesso, anzi, questo secondo me è il punto peggiore che ha portato avanti l'ex presidente Bonfiglio. Ha diviso in buoni e cattivi. In questo momento nello sport deve esistere la volontà e la capacità, e indifferentemente dal voto, che giustamente può avere un tratto di simpatia, di andare a vedere invece chi eventualmente propone dei programmi concreti e realizzabili e a volte anche innovativi, perché senza l'innovazione non si va avanti, nel senso si va, però la velocità rimane quella standard. In questo momento la canoa italiana ha bisogno di avere una marcia in più, in particolare la canoa da dove provengo io, la canoa a velocità. Le altre discipline, discesa, slalom, anche la stessa polo che l'anno scorso ha disputato i mondiali, stanno avendo buoni risultati, pur avendo la canoa polo è una sorta di calcio pallanuoto giocata con la canoa, con la canoa, sì, ma ha potenzialità enormi. Lo stesso Dragon Boat che realizzeremo i mondiali per club a Venezia in una cornice fantastica dell'Arsenale, ecco, questi sono i punti di forza. Io adesso, se dovessi chiedere per strada, anche nella mia città, ma sai che a Venezia dal 3 all'8 settembre ci sono i mondiali di Dragon Boat? Ci saremmo arrivati. Ci saremmo arrivati, sì, però in questo momento questa è la mia sfida. La mia sfida è arrivare ad essere presidente, e grazie poi anche, se dovessi vincere io, con tutte le risorse, sia quelle che mi sono amiche, sia le risorse che non mi sono amiche, in questo caso anche l'ex presidente Bonfiglio, ed avere una canoa che entra dentro le case degli italiani, in particolare nel mio caso dei veneti. Dovendo riassumere, mi pare di capire che la maggiore accusa alla gestione uscente è la mancanza di comunicazione. Ma la comunicazione tra gli addetti ai lavori c'è ed è anche costante. Il sito federale è un punto di riferimento per tutte anche le altre federazioni, e secondo me la mancanza di comunicazione è in particolare nei confronti dei non addetti ai lavori. La vera sfida è proprio questa. Noi abbiamo avuto con Daniele Scarpa, con Antonio Rossi, dei personaggi, lo stesso Daniele Molmenti, che hanno vinto, che quando vengono tutti tirati... olimpionici. Sì, tutti olimpionici, sì. Lo stesso Oreste Veri che ha vinto i mondiali, cioè tutti i personaggi che nel loro, specialmente nel loro entourage, nel loro momento, vengono subito richiamati. Lo stesso Rossano Caltarossa per quanto riguarda il canottaggio, un amico che conosco da molto tempo, però Padovano, sì, ma un grandissimo uomo in tutti i sensi. Quello che conta è che la gente non ti ricordi solo per le tue gesta, ma perché tu sei ancora presente nella loro vita. Quindi avere un Daniele Scarpa che è un grande comunicatore e non poterlo vedere in questo momento tra le scuole, non solo del Veneto, d'Italia, che va a portare avanti, adesso ha un progetto fantastico Daniele, il progetto Desire, dove con una barca a vela solcherà tutta quanta l'Italia, portando un messaggio molto chiaro che in questo momento tutti quanti sottovalutano, cioè il bullismo, che viene detto tanto a parole, ma nei fatti è vero, e se non nascono questi segnali, ecco lì la canoa cresce. Non è solo la canoa relegata ai campi di gara, che è fantastica, ma una canoa che entra anche nel capire quotidiano, così non avremo più dubbi tra i giornalisti e non solo di capire cos'è canoa e cos'è canottaggio. Per concludere, la domanda è scontata, perché da queste parole si capisce la stima che vi accomuna. Non era più facile, forse maggiormente vincente, avere un candidato unico? Rischiate di disperdere... In questo caso, a differenza delle normali
sistemi elettorali e politici, avendo l'obbligo l'ex presidente Bonfiglio di arrivare al 55%, è bene che ci siano più candidati presidenti. Se veramente il candidato Bonfiglio ha questo grande richiamo, dovrà superare il 55%. Sì, ma anche voi dovete arrivarci. Noi l'importante è che riusciamo a non far arrivare il candidato Bonfiglio, anzi secondo me al 50%, in modo che dopo gli elettori possano decidere tra me, Daniele e Antonio Rossi. Perché avete un secondo turno poi? Sì, abbiamo un secondo turno, ci sono anche un altro paio di candidati, se non sbaglio, Argiolas, dovrebbe candidarsi un altro ragazzo, però alla fine diciamo, l'obiettivo è quello, cioè, anzi sarebbe molto meglio che il candidato Bonfiglio dopo circa 30 anni nella Federazione Canoa facesse un passo indietro, dare un po' spazio a questa nuova generazione dirigenziale e essere da supporto, quello che auguravamo già da un po' di tempo. Comunque lui tiene duro per il suo, noi a questo punto qui porteremo avanti le nostre idee perché la Canoa ci vuole. C'è una partenza tattica 3 per arrivare allo stesso obiettivo, insomma. Sì, certamente. L'obiettivo è quello di vedere una Canoa unita. Il nostro obiettivo è una Canoa unita. In questo momento mi dispiace per i non addetti ai lavori, però non si respira un'aria. Anzi, forse Auronzo è stata una bellissima cornice dove finalmente abbiamo visto ragazzi allegri, tecnici che non erano tesi, anzi mi hanno detto che in alcune gare di discesa su le vicende politiche sono arrivate anche sui campi di gara. No, le vicende politiche non devono arrivare sui campi di gara. Auronzo è stata dimostrazione, Auronzo sarà sede l'anno prossimo dei campionati europei Junior e Under 23 e io devo complimentarmi con l'amministrazione comunale, il consorzio turistico delle Tre Cime, perché in 8 anni, io seguo questa gara da 8 anni nella sua crescita, la gara internazionale, quest'anno era il test event proprio per i campionati europei e in questo momento il Veneto, con la provincia di Belluno, Auronzo, in particolare col grande appoggio anche della regione del Veneto, siamo diciamo, in questo momento tutti guardano a noi perché organizziamo bene, perché realizziamo grandi gare e ormai finalmente i nostri atleti azzurri gareggeranno per vincere il titolo europeo proprio in Italia e in particolare nelle Dolomiti. Chiudiamo in velocità facendo i migliori in bocca al lupo, insomma, ad Andrea Bedin, vicepresidente. Crepi. Vicepresidente della Federazione Italiana Canoa Kayak del Veneto e candidato alla presidenza nazionale della stessa federazione. Grazie, a voi alla prossima.